Il progetto di riqualificazione di Piazza Salvo d'Acquisto è ancora nella sua fase preliminare, in cui è possibile effettuare modifiche e adeguamenti. L'intervento porterebbe cambi sostanziali nella ripartizione degli spazi e l'inserimento di alcuni impianti sportivi che renderebbero l'area un punto di riferimento per il tempo libero e non solo. Il progetto che abbiamo presentato consiste in due aspetti fondamentali. Il primo, la creazione di un unico parco verde attrezzato di quartiere che permetta di accentrare tutte le attività che già oggi, si è visto da questa riunione, sono desiderate dal quartiere. Per fare questo abbiamo dovuto valutare la possibilità di spostare le aree parcheggio dove attualmente vi è un piccolo parco che era stato eseguito un po' di anni fa, che però presenta grosse problematiche. Quindi questo progetto permetterà di eliminare quelle problematiche che sono di tipo idraulico e creare quest'area parcheggio che andrà ad assorbire tutti i stalli che attualmente si prevede di eliminare, più un implemento di circa il 10%. Questo ci permetterà di liberare l'intera zona centrale della piazza e, modificando la viabilità sulla quale stiamo ancora cercando di trovare l'ottimizzazione, creare questo parco abbastanza importante all'interno del quale potranno trovare posto attività per l'infanzia, per l'adolescenza e anche per la terza età. L'incontro ha messo in evidenza alcuni dei desideri e delle necessità di chi vive il quartiere, con opinioni e proposte differenti. Alla base c'è il desiderio comune di dare un nuovo volto alla piazza al fine di migliorare la vita nel quartiere. La gestazione del progetto è ancora lunga, con una previsione di circa 2 anni di lavori una volta preparato il progetto esecutivo.